Cosa ci direste a noi giovani, che siamo noi giovani di oggi, per migliorare questo futuro, diciamo, che sarà nelle nostre mani? Di continuare a fare quello che stai facendo, cioè di continuare a battersi e a non rassegnarsi mai, perché l'unica cosa che è irrisolvibile è la rassegnazione. È solo uno dei tanti momenti di confronto tra l'onorevole Nicola Fratoianni e i trevigiani nel corso del volantinaggio organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra all'entrata dell'ospedale Cafoncello. Ribadire che servono investimenti sulla sanità pubblica, che bisogna dire basta a una tendenza che in questi anni ha favorito la privatizzazione della sanità, che invece è un diritto universale che dovrebbe essere garantito a tutti e a tutte, che servono investimenti per la sanità del territorio, per la medicina generale, che i pronto soccorsi non possono diventare l'unico filtro tra i cittadini e i loro problemi. Allora è il caso che chi governa le regioni, i presidenti delle regioni, facciano scelte chiare. In fondo la politica è questo, è il territorio delle scelte. Si può scegliere di investire nella pedemontana oppure di investire nella sanità del territorio. Alleanza Verdi e Sinistra che contesta anche altre scelte del governo regionale uscente, prima tra tutte la casa. Serve mettere sul mercato il patrimonio immobile che abbiamo pubblico e che attualmente è fermo e chiuso perché non ci sono fondi da parte di comuni e ATER per poterli ristrutturare. E sul tema edilizio AVS chiede una rigenerazione urbana vera, considerando le deroghe della legge veneta Cemento Zero. Il cemento zero di Zaia è una grandissima fregatura, lo dico in maniera molto chiara. La Regione si è riservata 18.000 ettari ancora edificabili, ancora cementificabili, e inoltre la legge prevede 18 diverse deroghe, quindi si può togliere dal calcolo del consumo di suolo tutte le grandi opere, le strade, le autostrade, le superstrade, quanto già approvato nei diversi piani, quindi insomma è una legge fregatura. Per AVS l'attenzione del prossimo governo regionale deve concentrarsi anche sulla tutela del lavoro. In Veneto in questi ultimi anni abbiamo avuto purtroppo un triste primato, la maglia nera per infortuni sul lavoro, abbiamo avuto una crescita di più del 100% delle morti sul lavoro. Quindi noi tra le prime cose che faremo è sicuramente quella di raddoppiare, se non triplicare, gli organici SPISAL per aumentare i controlli, perché i lavoratori e le lavoratrici devono lavorare in sicurezza e con salari dignitosi, con il rispetto appunto dei diritti sul lavoro.